Amici di Sportisili, bentrovati a una nuova puntata di Pillole di Sessa, episodio numero 13 di questa lunga estate di calciomercato. Qui Aldo Sessa per voi che vi terrà compagnia con le ultime notizie sul calciomercato di Palermo, Messina e Catania, con delle ultime proprio di pochi minuti fa proprio sul calciomercato del Palermo, da cui partiamo nel nostro sommario. Si tratta per nomi in difesa, nonostante si stia lavorando per il centrocampo rosanero. Tanti sono in questo momento i profili vagliati, alcuni sono veramente in prossimità del proprio arrivo. Come potete vedere, la breaking news riguarda quello di un difensore, proprio Davide Bettella, Scuola Monza. Ne parleremo adesso più avanti nella puntata. Ma come dicevamo, c'è stata anche la prima partita ufficiale del Palermo che ha vinto 2-0 contro il Perugia. Indicazioni anche per quanto riguarda il calciomercato sono arrivate dalla conferenza stampa di Eugenio Corini post partita. Sicuramente il Palermo sta lavorando su diversi profili per completare la rosa a sua disposizione, ma naturalmente le notizie arrivano anche sia da Messina che da Catania. Messina è quella che in questo momento fornisce i minori feedback, nonostante sta assolutamente costruendo una rosa competitiva per la Serie C. Sono in arrivo alcuni giocatori, in particolare un portiere con la possibilità di completare l'organico dal punto di vista degli under. In uscita ci sarebbero due nomi importanti della scorsa stagione, e ormai il Messina sta per apprestarsi anche a giocare le ultime amichevoli in attesa che il campionato possa ripartire. Per quanto riguarda invece il Catania che ormai ha quasi completato la rosa a propria disposizione per il prossimo campionato di Serie D, ma sta cercando ancora alcuni piccoli diamanti, alcuni gioielli da aggiungere alla propria corona per il prossimo campionato. Uno di questi, già da alcune settimane cercato, sembrerebbe ormai prossimo all'arrivo. Stiamo parlando di Gianluca Litteri, l'attaccante che è in città e sta discutendo il suo arrivo in maglia rosso-azzurra. Prima di partire con questa nuova puntata di Pillole di Sessa, io vi invito a iscrivervi alla nostra pagina Facebook, mettendo un mi piace alla nostra pagina, e poi seguite anche il nostro sito www.sportisili.it per restare collegati e attenti a quello che succede nello sport siciliano. Inoltre vi invito a seguire anche le nostre pagine YouTube, Instagram, Twitter, dove arrivano tutti gli aggiornamenti, e vi ricordo che sia la diretta Facebook, sia la trasmissione va sia in diretta su Facebook che anche su YouTube, dove potrete trovare anche tutte le altre puntate di Pillole di Sessa. Ma partiamo adesso subito con quello che è il calciomercato, con le notizie di calciomercato. Partiamo dal Palermo, come dicevamo, Palermo che ha chiuso la sua prima partita di campionato contro il Perugia per 2-0, vincendo per 2-0, e di fatto tranquilizzando un po' l'ambiente che era diventato piuttosto elettrico nelle settimane precedenti. L'arrivo di Corini e la vittoria certamente in campionato ha rassegnato l'ambiente, che però è ancora molto molto attento su quello che riguarda il calciomercato del Palermo. Lo stesso Eugenio Corini alla fine scusate, della partita contro il Perugia, nella sua conferenza stampa, ha ribadito che il Palermo è sicuramente una squadra che cercherà di diciamo, porre le basi di una permanenza in Serie B, con magari dei sogni futuribili più in là nel tempo, ma certamente che ha bisogno di almeno 5-6 acquisti per alzare il livello della squadra, che ha già dimostrato di avere qualche importante uomo, avere acquisito in qualche importante uomo dal calciomercato. Su tutti il difensore Jonut Nedelsearo, che ha fatto un'ottima partita contro il Perugia, così come anche Salvatore Elia,
che è arrivato in questa sessione di mercato e che ha dato ottimi spunti per la partita e per il proseguo della stagione. Ma su quali colpi il Palermo si sta maggiormente focalizzando? Lo stesso Gorini qualche giorno fa, nella propria conferenza stampa di presentazione, aveva accennato a quello che era il reparto da diciamo, rinfoltire maggiormente, ed è sicuramente quello del centrocampo che dovrebbe vedere arrivare il centrale Leo Stulaz dall'Empoli in prestito con obbligo di riscatto fissato ad 1 milione, e l'arrivo a titolo definitivo invece di Jacopo Segre. Come dicevamo, Segre qualche settimana fa era già stato vicino al Palermo, la trattativa sembrava aver avuto un'accelerazione in questi ultimi giorni, poi lo stop che sembrava quasi mettere in crisi la trattativa come un inserimento, almeno così si diceva, del Frosinone. In realtà tutto era andato in stand-by per la questione Lukic, che il Torino sembra avere risolto, e quindi di conseguenza ci sarebbe il via libera per l'arrivo di Jacopo Segre a Palermo a titolo definitivo, e in cambio al Torino, oltre a un conguaglio economico, dovrebbe arrivare il prestito di Giacomo Corona, prodotto della primavera del Palermo. Corona che dovrebbe andare in prestito appunto al Torino, da capire la formula, se un prestito secco, che era la formula che il Palermo avrebbe e prediligerebbe ancora oggi, oppure con una possibile opzione di acquisto da parte dei Granata. Non solo centrocampo, tra l'altro si sono fatti nelle scorse giornate i nomi di Fiordilino, si è fatto il nome anche di altri giocatori come Dario Saric, che al momento, secondo le fonti che ha raccolto la nostra redazione, vedrebbe un interesse molto forte di Sampdoria e Cremonese dalla Serie A, e il Palermo, che pur essendo fortemente interessato al giocatore, e sembrerebbe esserci comunque un interesse del giocatore verso il Palermo, queste squadre di Serie A sarebbero in vantaggio sul giocatore. Da capire come evolverà naturalmente questa situazione, ma come detto, nei 5-6 acquisti che il Palermo dovrebbe portare a casa, ci sarebbero anche un difensore e un attaccante, un esterno. E il nome dell'esterno nello specifico, quello che sembra un'altra trattativa prossima alla chiusura, è quello di Francesco Di Mariano. Di Mariano, giocatore del Lecce, fresco di promozione con i Salentini e reduce da un'ulteriore promozione in Serie A con il Venezia, è il profilo che il Palermo starebbe cercando per rinforzare ulteriormente le fasce offensive dell'attacco rosanero. Il giocatore palermitano non vedrebbe l'ora di arrivare a Palermo, sembra veramente ormai tutto concluso. Anche in questo caso si tratterebbe, come per Segre, di un titolo definitivo con una cifra che viaggerebbe tra i 900.000 euro e il 1 milione di euro. Questo per quanto riguarda le trattative in avanti. In difesa, come avete visto nella breaking news lanciata dalla nostra regia, e ringrazio Francesco Cammuca che ci supporta con grafiche e breaking news dalla redazione di Sportisili, il nome più fresco è quello di Davide Bettella, giocatore del Monza, ex Pescara e prodotto delle giovanili di Atalanta e Inter, giocatore che sarebbe un centrale di piede destro, e che però, data anche la giovane età, potrebbe tornare utile per quanto riguarda il Palermo nel caso di completamento dell'organico difensivo del Palermo. Ricordiamo, il Palermo stava cercando un difensore per completare l'organico, ci sarebbe un accordo di base con il Monza e con il giocatore. Si parla anche di un prestito con eventuale diritto di riscatto, ma la trattativa, seppur avviata, è in qualche maniera corre parallela a quello che è il percorso che il Palermo sta cercando di affrontare per Federico Barba. La trattativa con Barba è molto complicata, certamente
il difensore del Benevento è una valida alternativa a quello che è già il duo composto da Marconi e Nedelcearu. Il difensore del Benevento però avrebbe fatto delle richieste economiche importanti, così come anche il Benevento, tant'è vero che c'è una forte discrepanza tra l'offerta del Palermo, circa 400.000 euro, e invece la richiesta del Benevento che si aggira intorno ai 900.000. Il percorso è aperto, da capire se la trattativa si possa chiudere o meno in maniera positiva. Il Palermo si sta cautelando appunto eventualmente con Davide Bettella. I prossimi giorni, lo diciamo sempre, ma nel mercato evidentemente le evoluzioni sono all'ordine del giorno, sono sempre decisivi, quindi nei prossimi giorni si saprà sicuramente qualcosa di più, anche perché ormai ricordiamolo, il mercato è entrato nella sua fase di chiusura. Per quanto riguarda le uscite, sempre in casa rosanero, i nomi sono sempre gli stessi: Michele Somma, Roberto Crivello, si parla anche magari di Giuseppe Fella, che sarebbe un po' chiuso dai nuovi arrivi. Il Palermo ha fatto una folta campagna acquisti anche in avanti, ricordiamo l'arrivo di Stoppa e di appunto Elia, il prossimo arrivo di Mariano. La trattativa sicuramente più calda è quella di Luperini in uscita da Perugia. Ci sarebbe stato un tentativo di colloquio con il giocatore da parte di Eugenio Corini che avrebbe provato a convincere il giocatore a restare. Sembrerebbe che nonostante i vari tentativi il giocatore potrebbe non accettare un'eventuale permanenza in rosanero, al netto di una possibile offerta di rinnovo di cui per ora non si sa effettivamente molto da parte del Palermo. Quindi Luperini in questo caso vorrebbe accettare l'importante triennale che è stato offerto da Perugia. Come avete visto anche in grafica, Somma eventualmente potrebbe uscire per lasciare spazio a Barba, naturalmente, per quanto riguarda i posti negli slot, che sappiamo essere la principale preoccupazione di tutte le squadre che devono comporre gli organici. Come dicevamo, ulteriormente sappiamo come il Palermo abbia la volontà di mandare Silipo in prestito e di lasciare spazio eventualmente ad altri giocatori offensivi, ma non ci sono offerte al momento né per Silipo né per Fella. Da capire però che cosa sarà di questi giocatori alla fine del mercato se non si muoveranno da Palermo. C'è l'opzione che alcuni di questi magari potrebbero non fare parte dell'eventuale lista dell'attuale listone del Palermo nella prossima Serie B. Andiamo a leggere qualche commento che ci arriva da tutte le parti della Sicilia. Ci chiedono notizie sul Messina e stanno per arrivare le notizie sul Messina, e come vedete dalla breaking news già ci arrivano qualche commento. Ci sarebbe eventualmente la possibilità di intavolare una trattativa per Andrea Padula, terzino sinistro del Basilea. Il Palermo, come sapete, ha comprato sulla fascia sinistra Sala e Mladen Devetak. C'è ancora Roberto Crivello, però Sala si è fatto male, da capire quali sono le entità dell'infortunio, pur non sembrando particolarmente grave. Il nome in uscita di Crivello è sempre molto caldo. È un'altra trattativa che però cammina parallelamente alla questione centrale difensivo, anche perché Devetak potrebbe essere un jolly importante in questo senso, e sia un terzino, ma può fare anche per struttura fisica il centrale mancino, e di conseguenza, se non si dovessero sbloccare eventuali trattative al centro della difesa, il Palermo potrebbe pensare di rinforzare ulteriormente la fascia con dei terzini sinistri e eventualmente utilizzare il Jolly Devetak come riserva di Marconi. Questo naturalmente sono varie evoluzioni del mercato. Come si suol dire, il mercato non dorme mai, quindi evidentemente le evoluzioni sono all'ordine del giorno, se non meno. Passiamo, come dicevamo, appunto al Messina che
sta preparando la propria stagione, naturalmente in vista del prossimo campionato di Serie C. Sappiamo quali sono le problematiche legate alla situazione calendari che ha rallentato l'inizio della stagione. Ecco perché il Messina ha scelto di fare ulteriori amichevoli in preparazione della prossima stagione. Venerdì è in programma un amichevole con l'Igea e se ne dovrebbero disputare altre due col Sant'Agata e presumibilmente con il Paternò, per mantenere il ritmo partita dei messinesi che, come dicevamo, stanno cercando di costruire una rosa che abbia elementi sia d'esperienza che elementi giovani che possano insomma dare compendi a quello che è la rosa attualmente composta. Uno di questi giovani che il Messina starebbe seguendo con particolare interesse è Riccardo Daga. Riccardo Daga è stato protagonista nella scorsa stagione con la maglia del Monterosi, l'anno scorso esordiente nel girone C di Serie C. Daga è di proprietà però della Viterbese, l'anno scorso ha giocato per 35 volte con la maglia del Monterosi e potrebbe essere un portiere che ulteriormente ringiovanirebbe la rosa del Catania. È un classe 2000. La Viterbese sarebbe propensa a lasciare andare il ragazzo, quindi sembra veramente a un passo l'arrivo di Riccardo Daga al Messina. Avete visto anche in grafica come altri nomi in entrata si stanno cercando di studiare. Si è parlato del centrale difensivo Biancon che in qualche maniera si era allontanato nelle scorse settimane, ma purtroppo è anche nel gioco delle parti. Alcuni profili vengono messi diciamo da parte con eventualmente la possibilità poi di ritornare in gioco più avanti. Biancon, giocatore Scuola Venezia, potrebbe interessare il Messina, mentre per quanto riguarda il mercato in uscita, Gonsalves e Simonetti sono due nomi caldi. Simonetti e Gonsalves non rientrerebbero nei piani del 3-4-3 di Gaetano Oteri. C'è un interesse già da qualche giorno di Gonsalves da parte del Novara, neopromosso anch'esso in Serie C. Simonetti al momento è in uscita, ma non ci sono offerte importanti sul ragazzo. Chissà che la situazione non possa cambiare da un momento all'altro. Nel frattempo sicuramente i due ragazzi si stanno allenando con il gruppo e a fine mercato, in caso di mancata cessione, poi si valuterà eventualmente il loro utilizzo nel corso della stagione in Serie C. Ci arrivano anche altri messaggi da Giuseppe Buetto che sintetizzo, in qualche maniera esalta i colpi fatti dalla nuova proprietà del Palermo. Stulaz, Sega e Di Mariano alzano e di tanto l'asticella il livello della squadra. L'acquisto di Bettella con i suoi 22 anni, dice, blindiamo anche il reparto difensivo. Naturalmente nel momento in cui questa trattativa poi si dovesse chiudere, il Palermo avrebbe concluso quelle che sono le operazioni dietro e si potrebbe concentrare negli ultimi colpi per quanto riguarda eventualmente il reparto offensivo, dove al momento per esempio il ruolo ricoperto da Matteo Brunori non ha grandi alternative se non il panchinaro di lusso, come è stato ribattezzato lo scorso anno, ovvero Edoardo Soleri. Andiamo a quello che è invece il Catania, le notizie per quanto riguarda il mercato degli etnei. Anche in questo caso il grosso è stato fatto. Il Catania ha in questo momento in rosa
ben 20 giocatori, anche se in questo momento ci sono alcuni ragazzi in prova come il neoaggregato Vitale, ci sono poi altri giocatori che ancora sono in attesa di sapere quelle che sono che potrebbe essere il loro futuro nella città etnea. Uno di questi è certamente Cristiano Bani, giocatore che ha già una grande esperienza in Serie C, ha giocato nell'ultimo anno a Siena, ma aveva anche esperienze nella Pro Vercelli, viene dalle giovanili dell'Empoli. Il calciatore si allena già da qualche settimana con i rossoazzurri ed è certamente un profilo che vorrebbe continuare la sua esperienza a Catania. Il Catania sta valutando se confermare o meno il giocatore. Si capirà probabilmente da qui a quello che sarà probabilmente che sarà il primo impegno ufficiale del nuovo Catania, quello in Coppa Italia contro la San Cataldese il 21 di agosto. Quella partita potrebbe dare delle indicazioni importanti, ma avete visto in grafica il nome caldo veramente degli ultimi minuti è quello di Gianluca Litteri, lui catanese, ex triestina, ternana, con grande esperienza tra Serie B e Serie C, attualmente è in città, quindi veramente sembra ad un passo il suo arrivo a Catania. Il suo procuratore sarebbe diciamo, a colloquio con i dirigenti etnei per limare gli ultimi dettagli del contratto, eventuali bonus e quant'altro che possono interessare il calciatore, un calciatore che come dicevamo ha grande esperienza tra la Serie B e la Serie C e che va ad arricchire, andrebbe ad arricchire un organico del Catania che già attualmente vede nomi di grande spessore per la categoria. Se pensiamo a Giuseppe Giovinco o lo stesso De Luca, per non parlare poi di Russotto, insomma, parliamo di tanti giocatori che Sarao che sono andati a completare un organico del Catania che ha la chiara intenzione di andare a vincere il torneo di Serie D, pur nelle difficoltà certamente di un campionato che non è facile, non è facile da affrontare, lo abbiamo visto negli ultimi anni con le squadre siciliane protagoniste, qualcuno un po' più fortunato come il Palermo, altri con progetti che hanno subito dei rallentamenti come il neonato Trapoli l'anno scorso, altre società hanno rischiato il tracollo finanziario da appena nate per ripartire dalla Serie D, quindi certamente è un campionato che il Catania vorrà affrontare per il meglio e la costruzione della rosa ne dà un chiaro segnale. Sempre in entrata, come dicevamo, oltre Cristiano Bani che è già in gruppo, il Catania sta valutando l'arrivo del portiere classe 2003 Pietro Passador del Pordenone. Anche in questo caso c'è una necessità per tutte le squadre di Serie D di mettere in campo almeno 4 under, uno per ogni fascia d'età, se non sbaglio tra il 2000 e il 2003, anzi tra il 2001 e il 2004, quindi il Catania evidentemente si sta cautelando per avere questi profili che possano giocare per i 90 minuti. Solitamente la scelta di un portiere under fa in modo che si possano sbloccare anche giocatori di movimento più esperti da poter mantenere in campo. Quindi sono anche strategie che la nuova società sta naturalmente pensando. Già il portiere principale, quello che finora ha giocato di più e che ha accumulato più minuti con la maglia del Catania, è Klaus Beters, e un altro appunto portiere giovane sta per arrivare. Da capire come si completerà la rosa del Catania nei prossimi giorni, ma come dicevamo la chiave di volta potrebbe essere il primo impegno con la San Cataldese il prossimo 21 di agosto. Andiamo a vedere ancora qualche altro messaggio che arriva sulla nostra rete Facebook, ma io vi invito a guardarci anche
su YouTube, lasciare un mi piace sulle nostre pagine social che in qualche maniera vi tengono aggiornati su tutto lo sport siciliano. Ci chiedono ancora di Bettella, facciamo un piccolo recap sul giocatore. Sembrerebbe esserci un interesse del Palermo molto forte sul ragazzo. Il Palermo lo avrebbe in qualche maniera bloccato, ma è in attesa di capire quelli che saranno eventualmente la situazione barba con il Benevento. Inoltre si parla anche di Padula dal Basilea come eventualmente ulteriore alternativa sulla fascia sinistra per completare il reparto di difesa. Ci chiedono le notizie sul Messina, Alex Iastrescu, che è un nostro spettatore, ascoltatore diciamo della prima ora. Abbiamo già parlato del Messina, anche qui piccolo recap. Certamente il nome caldo per il mercato in entrata è quello di Riccardo Daga del centrale biancone, mentre in uscita ci sarebbero Lorenzo Simonetti e Thiago Gonçalves. Quest'ultimo avrebbe una richiesta da parte del Novara. Per quanto riguarda Simonetti, si è ancora in attesa di capire quella che potrebbe essere la sistemazione del ragazzo. Non abbiamo ulteriori novità. Io allora vi ricordo di seguire il nostro sito www.sportisili.it per rimanere aggiornati su tutte le news sullo sport siciliano. Vi invito a mettere un mi piace alla nostra pagina Facebook e a seguirci su tutti i nostri altri canali social, da YouTube a Instagram fino a Twitter, e troverete sia sul canale Facebook che sul canale YouTube le repliche e le puntate precedenti di Pillole di Sessa. Non mi resta che salutarvi, ci rivedremo venerdì sperando in nuove notizie di calciomercato. Ciao e alla prossima!